Amici bellini, allora, i temi di oggi sono Kevin, la difesa, il modulo, il doppio impegno, gli arbitri, salvate il soldato Scott perché devo fare un approfondimento su McTominay, Lukaku, Marianucci, Gutierrez, Lang, Neres. Cominciamo. Video che spero di poter mantenere il più breve possibile, ma immaginate quanti spunti ci ha dato questo Milan-Napoli. Sono infiniti e ne vorrei parlare estensivamente, però mi rendo conto è tardi, c'è la reaction, c'è la live e c'è la Champions praticamente dopodomani, di conseguenza dobbiamo fare in fretta. Io ringrazio e do il benvenuto a Roberto Sorrentino, a tutti i nuovi iscritti, do un bacio a Danilo e dopo parliamo dopo di Danilo perché è una cosa che non ha alcun senso, però dammi un attimo di tempo. Vi chiedo di lasciare il like perché cerco di fare un approfondimento che va un pochino oltre. L'analisi di una partita per me è l'unione delle tre cose, cioè la reaction, cioè in pratica dal vivo io ho delle sensazioni e urlo, ve la vedete in pochi, mi rendo conto che la mia community ha più bisogno di un approfondimento con le immagini, la reaction non ve ne frega, però è parte anche dell'analisi dove nella reaction io chiedo, dico ma metti Lang subito, il capire come poter allargare le maglie, poi dopo c'è la live dove i vostri spunti mi danno ulteriori momenti di riflessione, c'è Guido e poi c'è l'analisi dove io rivedo le immagini, rianalizzo e capisco delle cose nuove. Ci sono pure le pagelle, io dovrei parlare partendo da qui perché le avevamo indovinate, gli accoppiamenti li avevamo indovinati perché il Napoli marca in un modo e sviluppa in un altro, quindi quando si fanno le pulci a Conte a me va benissimo che si dica potevi mettere questo, potevi mettere quell'altro, perché non hai fatto giocare, però andando più nello specifico si possono chiedere a Conte delle cose diverse e spero di potervele far vedere con le immagini. Poi ci sono le pagelle, insomma aiutatemi con l'hype se potete e spostiamoci partendo da qui, perché se abbiamo visto gli accoppiamenti noi sapevamo già che Anghissà doveva andare a marcare Pavlovic, lo abbiamo fatto l'anno scorso e dovevamo continuare a farlo. Lo scompaginamento avviene nel momento in cui il gol arriva da questa distanza troppo alta, troppo ampia, perché Pavlovic ha tutto il tempo di ricevere il pallone, è lento, macchinoso, scordinato, ma se c'è tutta questa distanza tra Anghissà e Pavlovic ha il tempo di farlo. Nel momento in cui c'è questo piccolo ritardo, tutto si deve muovere in accordo, according to this delay, e succede la prima frittatina. Come vedete, Pavlovic ha tutto il tempo di ricevere, girarsi e cercare Estupignan. Su Estupignan ci deve essere Politano. Anche lui sta dietro, sta qua dietro, quindi anche lì bisogna accorciare un po' più presto. Di Lorenzo sta su Rabiot e Lobotka sta su Modric. Questi sono gli accoppiamenti, quindi Di Lorenzo non può dare una mano su Estupignan perché è dovuto il suo movimento è dovuto al guardare da più vicino possibile Rabiot. Sappiamo che Di Lorenzo sta quasi sempre a centrocampo, quindi ha senso questo accoppiamento terzino-mezzala. Forse l'accoppiamento Lobotka-Modric è uno di quelli che svuota poi la difesa del Napoli, perché Lobotka, dovendo stare alto su Modric, poi non si trova, quando ci sono le imbucate, a dare una mano anche al centro dell'area. Estupignan è anche bravo a ricevere e a servire col destro Pulisic, che sta venendo incontro. Vedete che gli accoppiamenti sono sempre quelli. Di Lorenzo sta su Rabiot, quindi copre in quel momento l'eventuale scarico su Rabiot. Lobotka capisce che Modric in questo momento non serve marcarlo e comincia la rincorsa all'indietro. Nel frattempo qui Pulisic fa una cosa incredibile, perché il suo controllo orientato in avanti con il destro fa fare alla palla 30-40 metri e la va a recuperare sulla linea del fallo laterale. E vedete che Marianucci ci era vicino e stava facendo quello che era chiamato a fare, cioè seguire Pulisic anche nel momento in cui si abbassa un pochino. Pulisic fa questo controllo che veramente è da fuori classe e in velocità riesce a comunque mantenere il pallone in gioco
per pochi centimetri e fa una cosa dove dobbiamo dare atto agli avversari quando fanno una cosa incredibile. Il Napoli forse concettualmente in fase di piano gara si poteva disporre in maniera diversa per essere un po' più accorto, quindi con contrapposizioni un pochino meno scompaginanti, capitemi, perché quando poi siamo in attacco abbiamo delle posizioni, quando siamo in difesa ne abbiamo altre, e questo significa che quando questo è il Napoli sotto palla, quindi lo doveva fare meglio, ma significa che quando il Napoli è in attacco e perde palla è difficilissimo ricostruire le marcature uomo su uomo. Questo lo vedremo in un altro screenshot. Seguitemi, vi prego, è bellissimo, cioè nella sconfitta tutto ciò è bellissimo calcisticamente. Nel momento in cui Marianucci prova la scivolata alla disperata, alla Di Lorenzo, che non credo ti avrebbe portato a un cartellino rosso, magari giallo, però ci prova, Pulisic resta in piedi. Kudos per Pulisic che sta qua dietro. In questo momento è logico che Juan Jesus molli Gimenez per andare a chiudere. Lobotka è arrivato a cercare di riempire l'area. Gutierrez si mette in questa zona un po' attratto dal pallone, un po' volendo difendere la porta, cosa che i difensori fanno sempre. Forse devi cominciare più a sentire l'uomo che andare a difendere la porta. Lo diciamo spesso per tutti, lo diciamo per Juan Jesus, lo abbiamo detto per Rachmani, per tutti, anche Koulibaly. Gimenez si mette in una posizione importante per prendere un eventuale scarico all'indietro. E io perché vi dico saldate il soldato Scott? Perché sull'arrivo poi di Saelemaekers è Scott in questo momento che avrebbe dovuto ignorare Gimenez e andare a sentire Saelemaekers, perché Scott McTominay è esterno sinistro in fase difensiva e quindi quello lungo. Nel momento in cui il tuo terzino sinistro va a fare la diagonale centrale perché sono saltate tutte le marcature, è Scott tenuto a seguire quello che è l'esterno destro del Milan. Salvate il soldato Scott, non perché, in mia opinione, non perché non funzioni da esterno sinistro, non perché si calpesta con De Bruyne eccetera eccetera, ma perché poi è chiamato a fare questi recuperi che li doveva fare Ndoye, che li dovrebbe fare Lang, che ha imparato a farli Neres e che li fa Politano, quando parliamo di un esterno d'attacco che in fase difensiva deve dare una mano. Ecco, non perché devono fare i terzini, ma si diventa quinti nel momento in cui ti salta una marcatura. E da questa inquadratura si vede molto bene che la posizione di Gutierrez non è male, perché secondo me stando lì lui potrebbe in teoria intercettare un passaggio all'indietro verso Gimenez. È giusto che lui scali su Gimenez nel momento in cui Juan Jesus scala su Pulisic. È la presenza larga di Saelemaekers che dovrebbe portare Scott a fare una diagonale lunghissima difensiva, ovviamente anche difficilissima perché poi l'azione avviene con due tocchi da Estupiñán a Pulisic velocissimi e quindi è anche difficile chiederlo. Però salvate il soldato Scott per questo motivo. Gutierrez è uno dei temi e sebbene nel primo tempo mi fosse sembrato un po' timido, poi è cresciuto moltissimo nella ripresa, qua vediamo un'azione da quinto a quinto, una cosa atalantina, una cosa interesca, perché arriva il cross di Politano col destro dalla fascia e va a chiudere Gutierrez di testa. Qua primo palo, parata facile per Maignan. Il Napoli già al 10° minuto comincia a ricreare le possibilità per pareggiarla. Vedete i soliti Anguissa, pare che sempre Anguissa sta colpendo McTominay, arriva Anguissa, sta colpendo Gutierrez, arriva Anguissa. Anguissa mi sembra non avere proprio la zolla, capire dove deve andare in quel momento. Comunque riempiamo bene l'aria, c'è McTominay, c'è Højlund, c'è Di Lorenzo che è arrivato, quindi i presupposti sono creati. Conte è un ciuccio? Non è vero. Conte si può chiedere altre cose, non che non stia creando i presupposti. Anche con il 4-1-4-1 che oramai non vi piace più, dobbiamo passare al 4-3. Sono convinto anche io, ma per un motivo diverso, per non dare punti di riferimento agli avversari ed essere più elastici per poter sfruttare anche meglio la rosa. E la divisione poi di quello che vogliamo chiamare turnover si può fare anche meglio se cambi modulo ogni tanto. Gli avversari
avversari si devono studiare due cose: tieni tutti sul pezzo quando ti serviranno e non devi aspettare degli infortuni. Il problema è che c'è poco tempo per prepararle queste soluzioni, perché ricordiamo che il Napoli studia per 3 mesi con Lukaku, ti viene meno Lukaku, devi ricominciare da capo e devi avere delle certezze su cui fondare, e le certezze Conte le ha scelte in i giocatori più esperti. Quindi se hai Anguissa, se hai McTominay, se hai Lobotka, un De Bruyne non lo vuoi lasciare fuori e cerchi un modo per farli coesistere. Impressione alta poi Anguissa con Gutierrez, recupera il pallone, Gutierrez scarica per McTominay che prova il tiro non gli viene alto abbastanza, Maignan para facile, però anche questa occasione, salvate il soldato McTominay, non lo stiamo perdendo del tutto, gli stiamo chiedendo di fare altre cose. Sul secondo gol avviene quello che vi dicevo: nel momento in cui il Napoli è in attacco ha delle posizioni, nel momento in cui il Napoli in attacco perde palla, le posizioni sono tutte scompaginate. Perdonate perché questo è il termine mio preferito, anche se magari non è bello da sentire. Qua purtroppo perde palla Gutierrez, di conseguenza sul ribaltamento di fronte stiamo tutti storti. Anguissa e Højlund stanno qua, De Bruyne è rimasto qua, sta cercando di riaccorciare Lobotka per dare sempre una mano in difesa, Pulisic ne fa un'altra, nel frattempo Fofana si lancia in profondità, Pulisic fa un'altra giocata importante, un po' come quel passaggio di Spinazzola per Højlund, palla che va, che filtra, e Fofana, per fortuna è Fofana e non è un altro, perché in questa situazione preferisce andare al tiro, che finirà per fortuna alto. Se avesse avuto una sensibilità di un grande trequartista avrebbe sentito probabilmente la presenza di un Giménez, credo fosse Giménez, che stava andando ad aiutare il contropiede, e lì come vedete siamo in grandissima difficoltà perché Gutierrez era in attacco, quindi recuperare su quella fascia era impossibile. Il Napoli cerca di scappare all'indietro, ma non sempre ci riesci. Poi se alcune cose sono tattiche, altre sono proprio di atteggiamento, è un errore di concetto, è un errore di concentrazione, di svogliatezza, di superficialità, chiamatela come volete. Qua Anguissa lo deve buttare a terra, non lo posso più accettare, e lo diciamo da quando è arrivato, che Anguissa è straordinario, ma ogni tanto a piedi nudi gioca come se stesse sulla spiaggia con gli amici, senza essere troppo, senza quella ferocia che un centrocampista di rottura deve avere ogni tanto. Anguissa è un centrocampista di tecnica, capiamoci una volta e per tutte, e Pavlovic non può andarsene tranquillamente nella difesa quando Anguissa era arrivato e non affonda il taco. Seconda possibilità di affondare e Anguissa alza le mani. Dopodiché ovviamente sono saltate tutte le marcature e arriverà ancora una volta Fofana, che a quel punto deve essere seguito da McTominay, perché se De Bruyne stava su Tomori nel primo pressing insieme a Højlund su Gabbia e Anguissa che doveva stare su Pavlovic, se Fofana si inserisce ci deve arrivare McTominay, è l'ultimo centrocampista rimasto. Ma come vedete manca la palla di McTominay, questa volta all'indietro, la palla di Pavlovic questa volta all'indietro, visto che aveva recuperato Gutierrez su Salemaker, la palla all'indietro, Fofana fa il tocchettino e si inserisce poi Pulisic che segna il 2-0. Vedete che è interessante. Se non fosse una partita nostra dove abbiamo perso, sarebbe uno dei video più belli, ma io devo fare in fretta perché vi devo dire altre cose. De Bruyne significa questo, significa avere la capacità tecnica di farlo e la visione di vedere certi passaggi che pochi centrocampisti al mondo vedono, così come si esalta giustamente Modric, si dovrebbe esaltare la visione di De Bruyne, che poi va inserito in un contesto tattico per esaltarne ancora di più queste possibilità. Però il De Bruyne che si abbassa significa anche questa possibilità, ovvero un passaggio che Lobotka non ha. Lobotka non vede questo passaggio. Lobotka è tutto il resto, è fase difensiva, è ritmo, è impatto fisico, è capacità di strappo. Lobotka questo passaggio non gliel'ho mai visto fare, ed è ottima la scelta di tempo di inserimento di Lorenzo, che andrà poi ad impattare il pallone qui. Purtroppo l'impatto è moscio, non riesce ad entrare sul pallone bene, quindi la palla finisce a Maignan. Ma questo passaggio di De Bruyne
è qualcosa di quasi di commovente. Poi pure io voglio vedere Neres in campo e lo voglio vedere a destra. Nel frattempo però Politano si sta difendendo bene, nel senso che le cose più interessanti comunque arrivano dal suo piede, anche in maniera logica e naturale, perché il Napoli costruisce solo a destra, chiude a sinistra, ma a sinistra non abbiamo quell'ampiezza. Di conseguenza da Politano arrivano questi cross, a volte con il destro, a volte col sinistro. Questo è il cross che viene impattato da McTominay insieme ad Anguissa, pure Saddamanà e vuole segnare a tutti i costi. Parata di Maignan e fallo di Estupiñán su Di Lorenzo, che si era inserito bene. Quindi vedete il Napoli, la presenza di Gutiérrez molto centrale, come faceva anche Olivera e come fa Di Lorenzo, però dall'altra parte, quindi il terzino che viene dentro. Riempiamo l'area con tutti gli uomini possibili e immaginabili, i presupposti ci sono e si può aggiungere dell'altro. Ascoltate, una cosa che si può aggiungere è la capacità di inserimento che ha anche Elmas, che ti può dare quelle soluzioni anche a sinistra. Lo può fare da mezzala sinistra, lo può fare anche da esterno sinistro, non ce lo dimentichiamo. Lo so, c'è Lang, ma anche Elmas in quella zona, in un 4-3, potrebbe risultare decisivo. In questo caso lo pesca, lo bocca con questo filtrante. Elmas dopo 2 tocchi ha l'apertura per un tiro, poi lo chiudono in 5 o 6, forse avrebbe potuto tirare prima, ma anche questo presupposto non era male. E poi Lang gli riesce uno spunto e dalla distanza prova questo tiro che viene un po' deviato, smorzato, e che Maignan para. Io continuo a stare sul carro appeso, sul carro di Lang, vorrei vedere un po' più di iniziativa, ma credo che il problema sia anche che se hai pochissimi minuti a disposizione ci pensi troppo, dici forse non voglio rischiare un dribbling che sbaglio, non voglio innescare un contropiede, poi diventa colpa mia e allora dovrebbe avere un po' di opportunità dall'inizio, perché se non gli dai opportunità dall'inizio per me resta difficile da giudicare. Lele Mazzarri resta bellissimo anche quando le cose non vanno, lui resta bellissimo. Poi ho postato questa cosa qua e non l'avete capita, alcuni non l'hanno capita, alcuni mi hanno scritto che vergogna, alcuni mi hanno scritto Conte out, faccia subito, cacciamolo perché non esiste. Io non sto parlando del fatto che siamo diventati l'Atalanta e che ho il confronto con Leao, con Kvara eccetera eccetera, anche se Kvara mi manca tantissimo e ce ne stiamo rendendo conto che non è facile sostituirlo. Io qua sto facendo un elogio a una fase difensiva che comunque in una situazione di svantaggio il Napoli spesso ha fatto questa cosa, si scopre per cercare di recuperare la partita e poi subisce un contropiedaccio. Nel momento in cui entra Leao e vedo tutta questa gente che lo circonda e l'esito di questa azione è sembra quasi che sai poco. Allora diverso da quello di Kvara. Kvara segna un gran gol, qui è Gutiérrez che alla fine gli leva il pallone, coadiuvato da altri 6 giocatori. Questa è grande mentalità, questa è comunque voglia di non mollare, non ti sei arreso, non hai detto vabbè mi è scappato e quindi non lo recuperiamo più, invece no, in 7 lo vanno a chiudere e Leao non riesce a concludere l'azione. Quindi non è tanto la nostalgia di Kvara, non è la fase difensiva che siamo tutti giocatori in difesa contro uno, è la mentalità di una situazione non banale dove potevi uscire dalla partita e fregartene e non. Questa azione, se noi avessimo pareggiato, sarebbe stata uguale a quella del Sassuolo, la mentalità di Conte eccetera eccetera. Non arriva il risultato e questa passa in cavalleria. C'è da vedere le pagelle, partirei da qua, però voglio toccare tutti gli argomenti che non ho ancora toccato. Allora, la questione Conte De Bruyne, che forse abbiamo tempo di toccarla domani, perché domani ci sarà conferenza alle 6 del mattino per me di pre-Champions, quindi con le parole di Conte secondo me possiamo affrontare
quello che è il discorso che fa Conte su De Bruyne, la sostituzione eccetera eccetera. Per quanto riguarda la fase difensiva ne abbiamo parlato, per quanto riguarda il modulo secondo me è anche una questione di acquisti e lo abbiamo accennato nella live. Io lo so, è assurdo chiedervi, guardatevi la reaction, recuperatevi 2 ore di live e guardatevi pure questa analisi, a gente te non che fa, però per avere un quadro completo, quando poi mi chiedete ma che ne pensi, il quadro completo ha bisogno di più tempo. Quindi quando io vi dico il modulo scelto da Conte è in base anche a quelli che sono stati i calciatori, secondo me vale la pena cominciare a considerare che De Bruyne non è una scelta di Conte. De Bruyne è una scelta del Napoli, a detta del Napoli, fatta a marzo-aprile. Una scelta che tende anche a dire, se Conte se ne vuole andare, noi il mercato te lo stavamo facendo. De Bruyne lo prendiamo con o senza Conte, e credo che Conte, idea mia, se avesse potuto fare una spesa più importante l'avrebbe probabilmente fatta per sostituire Kvara. Non so se Ndoye rappresentava tutto questo grande upgrade, ma quella era l'immagine, era il giocatore identificato da De Bruyne. Tra l'altro ti costa meno di Beukema, ricordiamocelo, è un giocatore straordinario che però come impatto a bilancio Ndoye sarebbe costato molto di più, quindi partiamo da questo. E quindi Conte sta facendo di necessità virtù su delle scelte che non erano necessariamente le sue. Il doppio impegno lo deve gestire, e sta cercando di farlo. Controllate, l'ho fatto vedere agli amici Bellini sul gruppo Telegram, controllate il numero, il minutaggio delle sostituzioni molto più basso. Le sostituzioni arrivano molto prima rispetto all'anno scorso, anche in una situazione di emergenza e di infortuni che dobbiamo capire se dipendono da Conte, non lo sappiamo, o dipendono da sfortuna o da altro. Quindi mettiamo, questo argomento resta aperto. La questione degli arbitri, uno non ne vuole parlare alla fine perché sennò piangi, no, non devi parlare degli arbitri, abbiamo giocato male. Va benissimo, però resta in piedi. Non posso postarvi le cose qua perché sennò mi bloccano, ma nel canale Telegram che trovate sotto in descrizione io posso mandarmi mini video, immagini che ci fanno vedere per un secondo o per pochi secondi. L'immagine di McTominay che prende il calcio da Tomori l'ha spiegata benissimo Cesare. L'immagine dello schiaffo di Pavlovic su Lucca, gliene dà 2, gli dà il primo schiaffo, il secondo poi gli dà pure il resto appresso. È assurdo perché fa il paio con le volte in cui Gimenez 2 volte su Juan Jesus viene toccato qui sul petto e si mette le mani in faccia e viene chiamato il fallo. Su Lucca non viene chiamato il fallo, poi chiamano il fallo a Lucca per Pavlovic che si mette le mani in faccia. Quindi non ci siamo proprio. 4+ è un votone per la classe arbitrale che oggi si prende 2 perché tu dai anche quel rigore là e non sai che devi espellere subito, quindi devi essere coadiuvato dal VAR che non ti coadiuva per il rigore. Voglio anche non pensare a quello di Anghissà, di Modric, che ci poteva anche non stare, ma quello là di McTominay che controlla in volo, prende un calcio da dietro e viene buttato a terra, non può essere non considerato, non può essere. Quindi la partita non sappiamo come andrà a finire, ma il discorso arbitrale sta diventando pesante in tutte le partite e il racconto ci dice che siamo stati favoriti contro il Pisa. Falso! Falsissimo, siamo stati sfavoriti contro il Pisa e siamo stati sfavoriti pesantemente anche contro il Milan. Si faccia di necessità, inutile che stiamo vigilando da anni e anni, continuano a fare quello che vogliono. Dobbiamo essere più forti degli arbitri. Conte 5 mi sta bene, a volte per motivi diversi da quelli che sto leggendo sia nella mia community sia in giro su X, ve li ho spiegati. Si può sfruttare meglio secondo me McTominay, si può anche pensare a un cambio di modulo, si può pensare a una rotazione che il problema è che le frasi che hai detto su De Bruyne poi possono portare il racconto del calcio verso una deriva non corretta, perché De Bruyne esce dal campo correndo, da una pacca sulla spalla a Neres, quindi da grandissimo professionista, è con la squadra, non fa una scenata in campo. Poi può avere un momento di stizza perché voleva rimanere in campo e dare il suo contributo, e nel momento in cui il Napoli finisce 11 contro 10 puoi pensare di toglierne uno, magari togli il McTominay e allarghi, quindi mettendo Lang o Neres come vuoi, e lasci un De Bruyne che ti può inventare delle cose.
o lasci McTominay e togli De Bruyne, va benissimo, lo accetto. Gilmour, vabbè, poca roba. Sei meno volenteroso, voglio di più da là, voglio di più, anche perché come vedete entra prima Neres a sinistra, perché l'idea di allargare Neres a sinistra, possibili cross su Lucca, idea che condivido. Però se Lang fosse il Lang che abbiamo visto negli highlights, potrebbe farlo lui tranquillamente a sinistra e Neres va a rilevare Politano sulla destra. Lucca si sbraccia, si danna all'anima, prende un rigore che non gli dà. 6,5 Neres, sta in palla, merita più minuti e se li deve dividere con Politano. Elmas secondo me entra bene, mi piace il 6- perché entra bene, dà una mano, avrebbe potuto forse tirare, però sta lì, secondo me anche lui più minuti. 5+, Højlund non sono d'accordo, per me ha fatto una buona partita di sacrificio e qualche pallone lo ha controllato bene, lo ha fatto anche passare, deve essere aiutato e servito un pochino meglio. Se noi pensiamo di fare solo il lavoro che farebbe Lukaku, che tra l'altro mandiamo un abbraccio gigante, spero e immagino lutto al braccio per la perdita del papà, e ricordiamoci che abbiamo studiato tutto su Lukaku e su un Lucca che doveva studiare Lukaku, adesso abbiamo un giocatore che ce la sta mettendo tutta per fare entrambe quelle cose, essere il finalizzatore di profondità ed essere anche il regista offensivo alla Lukaku. Non è facile, chi pure è giovane. 5,5 McTominay, sì, perché arriva comunque al tiro, parato da Maignan, arriva a quel colpo di testa, fa quello e quello, però è chiamato a fare un lavoro difensivo che secondo me gli fa perdere un po' di lucidità. 6- De Bruyne, il rigore è comunque sintomo di classe. 7 minuti lo fanno aspettare prima di tirare col pallone in mano, a San Siro pesano quei 7 minuti, lui niente, allarga e spiazza Maignan. Per il resto ne abbiamo parlato. Anghissà 5, premio Micio, senza dubbio. Oltre al non intervenire su Pavlovic in quella cosa che noto in reaction, noto poi in post partita la distanza con Pavlovic per il primo gol. Quindi Anghissà, se non funziona lui, noi perdiamo tutto quel vantaggio che dovremmo avere sulla catena di destra e quindi sembra che stia più pensando a fare l'incursore come l'anno scorso per chiudere l'azione che non quelle altre cose che lo rendevano il centrocampista di equilibrio assoluto e che è difficile da togliere. Dobbiamo ragionarci su questo. Politano 6, secondo me voto corretto, perché entra in quelle azioni pericolose che il Napoli crea e quando fa il cross col destro mi piace sempre. Premio Reali a Lobotka 7-, per me anche 7. Il paragone va fatto con il lavoro che faceva Modric e per me sono equivalenti in questa partita, quindi deve essere un bel complimento per Lob. Gutierrez 6, anche qualcosa in più per il finale, dove l'abbiamo visto molto all'interno del campo con personalità crescente e ci può dare una grossa mano in fase di impostazione per avere più soluzioni anche a sinistra. Secondo me con un esterno sinistro accanto d'attacco potrebbero anche scambiarsi e fare quel lavoro che fanno Politano e Di Lorenzo. Complessivamente mi sembra un buon esordio. Ho paura per la sua fase difensiva, ma alla fine è lui che toglie il pallone alle Leao. Juan Jesus alla fine fa una partita pulitissima. Non avrà mai abbastanza riconoscimenti per quello che sta facendo, alla fine viene meno, si sgretola tutta la difesa, lui fa il possibile dall'alto anche della sua età. Marianucci 5,5, salirei anche per un motivo. 100 passaggi riusciti su 102, ha sofferto l'impatto, però il gol di Pulisic, oltre a essere merito di Pulisic, è colpa di Anghissà, cioè capitemi, viene da prima. Quindi non me la sento. Per me è sufficienza per Marianucci, che poi resta in partita e con i piedi mi convince più di tanti altri. 5+ per Di Lorenzo, forse anche qualcosina in più, perché alla fine entra in area più volte, colpi di testa, inserimenti, sfortunato, si guadagna il rigore, quindi per me si può arrivare al 6. Meglio rispetto alle ultime 2 uscite. 6 per Meret, vabbè, è roba di senza voto qua, non c'è niente da fare. Quindi Wagyu, io vi chiedo i like, vi chiedo scusa se il video, cioè chiedo scusa a me stesso, perché chi se lo vuole vedere tutto se lo vede tutto ed è il mio eroe. Chiedo scusa a me stesso di non poter essere più breve di così, perché se fossi più breve probabilmente il video potrebbe arrivare a più persone e questa mia idea, che non deve essere per forza un'idea giusta, potrebbe essere condivisa meglio. Per il resto io
ritengo che buttare tutto a mare alla prima sconfitta a San Siro, dove il Napoli perde spesso, ragioniamo sul fatto che il Napoli non è che vince sempre a San Siro contro il Milan, è una partita tosta, si può perdere contro il Milan, si possono fare certi errori quando una squadra avversaria è forte, non facciamo paragoni stupidi con il Manchester City, non facciamo paragoni stupidi e non cerchiamo di insegnare a Conte come fare certe scelte, perché le scelte si possono sbagliare, ma non perché non è in grado e non capisce e non le vede. Tu vedi degli scenari e prendi delle decisioni. Quando prendi delle decisioni, ovviamente puoi fare degli errori e probabilmente la scelta degli accoppiamenti oppure alcune scelte nel momento in cui potevi affondare di più e essere più spavaldo, avresti forse potuto fare qualcosa di più. Quindi non c'è una difesa a spada tratta di Conte, ma non esageriamo anche a renderlo non credibile, perché sa da fu 4-3-3 e perché non puoi far giocare a Marianucci. È troppo banalizzata e stiamo parlando di uno che, se non era per lui lo scudetto l'anno scorso, non l'avresti proprio visto. Di questo sono convinto io. Quindi io la ritengo una sconfitta per troppa prudenza, ascoltatemi bene, per i due motivi. Primo motivo, prudenza Beukema, lo capisco, ma è una prudenza. Tu dici non voglio rischiare Beukema, altrimenti non ho difensori da schierare in Champions League, quindi il doppio impegno Conte deve abituarsi ad affrontare. E la prudenza nel momento in cui vai 11 contro 10 e magari puoi andare subito anche con la doppia punta, puoi togliere un difensore perché era solamente Leao contro tutti, quelle sostituzioni al 73esimo forse potevi farle un pochino prima e avere un po' più di minuti per recuperare una partita che si era messa male. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, spero di avervi detto tutto quello che c'ho in testa. Adesso che clicco stop probabilmente mi viene qualche altra cosa in mente, ma fortunatamente ci vediamo domani, ci sono i mini social e quindi state tuned, non vi preoccupate.